Al vivo nella nona, abbiamo visto l'ingresso, abbiamo una Fiat Renault Clio, una Peugeot 207 e la famosa 500 numero 75, ormai la conosco, l'ho vista in vari campionati ovviamente di Formula, campionato Nord Italia. Andiamo a vedere la Peugeot, la 200, il ricordo ogni pilota professionale deve avere montato naturalmente il roll bar, il sedere sportivo con la cintura di la sicurezza sia per quanto riguarda il pubblico sia per quanto riguarda e naturalmente anche il limitatore al massimo, viene sentito naturalmente l'imitatore arriva in un certo limite, dopodiché il pilota inserisce la marcia superiore e via il tracciato, quindi quella guardia numero 8 prende la mano e si fanno prendere la mano e si fanno coinvolgere magari in caso di gara, perché l'importante è riuscire. Ricordo che è una M3 cilindrata 2005 sotto il cofano. Nessun problema ragazzi, nessun problema, questo succede, come avete visto sono state svuotate naturalmente. Guarda, eccolo qua, drift BMW numero 10, si è inserito anche in questo gruppo altri pilota, ricordo, ne ho parlato già prima, vedi per quanto riguarda quest'auto, quindi tutto naturalmente creato appositamente solo per noi. Vediamo se il drift ne approfitterà di poter magari niente da fare, è andato in testa a coda, quindi l'auto per poi transitare sotto alla finish line, in questo caso sponsorizzato per quanto riguarda la Kayak. Sempre avere sotto mano, ricordate corso a Treviso, a Cavour, che sembra in occasione mi sembra, però vi do un'indicazione più tardi riguardo a questo. Comunque grande Frattini, si può dire. E lei chi è, scusi? Il direttore, il manager, abbiamo anche il manager naturalmente, il cronometro con il tempo migliore, quindi abbiamo Peugeot bianca e rosa, poi
dentro, quindi in questo caso abbiamo visto un grandissimo frati sindaco, una grande merito anche il suo di Noreggia, dove tutti i titolari delle varie imprese che volentieri ci hanno prima di sé vuol dire sotto al cofano, non davanti ma bensì inserito nella parte posteriore di quest'auto, 1600 di cilindrata.